Il 15 gennaio ricorre l'anniversario della tragedia del terremoto della Valle del Belice. Ecco, un suo ricordo? Essenzialmente i comuni terremotati sono stati 4, Sambuca e Santa Margherita, Montevago e Menvi, parzialmente pure Sciacca e Rebera e tutti quei comuni dell'entroterra beliciano. I ricordi, guardi, io in quel periodo sono stato chiamato dal Ministero dell'Interno e sono stato assunto in prefettura. I ricordi sono tanti, tantissimi. Ricordo benissimo per esempio che giornalmente 3-4 mezzi pesanti si recavano nei comuni terremotati a portare materiali, a portare diciamo così, cibo, bevande, tutte quelle cose che erano, tutti gli aiuti necessari. E questi camion partivano ad Agrigento per le zone terremotate ed erano scortati dalla polizia. I ricordi, che cosa ricordo altro? Per esempio c'è stata una scena molto che mi ha addolorato. Ho visto per esempio in via Tanea, dove c'era un negozio che vendeva mobile, che proprio in quel periodo hanno caricato delle bare, una quindicina di bare su un mezzo pesante, che si è recato appunto verso le zone. Quella è stata la scena che mi ha veramente sconvolto. Diciamo che poi successivamente lo Stato emanò una legge proprio ad hoc per i terremotati. Che cosa consisteva questa legge? Questa legge era suddivisa in 4 articoli, articolo 33, 37, 39 e 41. L'articolo 33 non rimborsava, dava un contributo ai terremotati per quelli che avevano perso mobilio, materassi, tutto l'arredamento della casa. L'articolo 37 infatti, l'articolo 37 invece consisteva nel dare un contributo a fondo perduto a tutti gli artigiani. Gli artigiani, calzolai, muratori, quelli che avevano perso un contributo di 500 euro, ricordo che 500.000 lire erano soldi, il mio stipendio allora era di 87.000 lire. Ebbene, questo contributo l'hanno preso in un primo tempo pochissimi perché non erano iscritti all'albo della Camera di Commercio. E quindi è venuta fuori quasi una rivolta perché molti dicevano io non sono iscritto all'albo della Camera di Commercio, però di fatto esercito l'attività. Successe quasi un finimondo, una protesta generale. La legge fu diciamo così, modificata, nel senso che la gente, i richiedenti, pur non essendo iscritti alla Camera di Commercio, di fatto la Camera di Commercio dichiarava che di fatto espletavano quell'attività. Quindi quasi tutti hanno preso il contributo. Senta, parliamo ora delle personalità. L'articolo 41 è importante. L'articolo 41 che cosa prevedeva? Che per tutti i morti, cioè quelli che essenzialmente erano morti sotto il terremoto, si davano un contributo di 1 milione. Per i successivi congiunti dello stesso nucleo familiare davano 500.000 lire. Quindi se per esempio c'erano 3 morti in un contesto familiare, pigliavano 1 milione più 500, 2 milioni. Ecco, in quel periodo hanno dato testimonianza e solidarietà anche diverse personalità dello Stato. Sì, ecco, infatti, quali ricorda tra tutti? Benissimo, guardi, ricordo bene che è venuto il Presidente della Repubblica Saragat, che soggiornò qui ad Agrigento, e l'allora avvocato Onofrio Capitano lo invitò nella sede del Circolo dei Nobili. Lui si spostò in quella sede, in via Atenea, proprio prima della Camera di Commercio, dove ancora abbiamo l'insegna che il Presidente della Repubblica ha visitato quel posto, quel Circolo dei Nobili. Poi è venuto anche l'onorevole Moro. L'onorevole Moro soggiornò qui ad Agrigento in prefettura e pernottò pure in prefettura.
ricordo che è stata bonificata tutta la zona, specialmente la notte c'è stato un pattugliamento, io lo ricordo benissimo. Il suo auspicio qual è? Beh, il mio auspicio è quello, per esempio, guarda, a Messina proprio l'anno scorso hanno smantellato tutte le baraccopoli dell'allora terremoto, l'hanno completamente e hanno messo in funzione delle case popolari, una zona specifica per quella gente. Vorrei che anche in questa circostanza i comuni terremotati venissero aiutati e dare loro uno spazio specifico, una zona specifica e potersi così, diciamo così. Ma di fatto lo Stato l'ha fatto, no? Ha dato tanti soldi, la ricostruzione Sì, a ma Menfi, guardi, per cui diciamo dopo tanti anni sono pochissime le testimonianze delle baraccopoli. La regione no, la regione è stata molto silente, non è intervenuta in questo senso, quindi potrebbe, secondo me, dare uno sbocco specifico a questa gente e dire che anche noi siciliani siamo capaci di fare qualche cosa. Un lasso di tempo, per esempio un lasso di tempo molto lungo, quello di Messina, ma qua siamo già quasi, siamo al 55esimo anno e ancora non si vede niente.